alla catalla. Quando sento una canzone di quest'artista qui mi vengono sempre in mente i tempi della scuola, quando dicevamo io Marina Ray la scuola, perché è una canzone di Marina Ray che si intitola Donna e che abbiamo sentito volentieri alle 13:30. C'è un falso contatto qui. Pronto? Pronto, c'è qualcuno in linea? Pronto. Oh, Jonathan. Oh, Mari Fabio. Buongiorno. Come siamo combinati, mare? Abbastanza bene, guarda. Troppo pessimi, mare, troppo è tornato il freddo. Sì. È tornato il freddo. Mare, come sta parlando? Ho tornato, arrivi solo, mare, dici minchiati. No, vabbè, troppo consumato. Sai, ci sono. Dimmi. Chi t'ha fumata la mimosa? Ma la vuoi smettere? Io ma tu ti hai fumato mai la mimosa? No, decisamente no. Io per un certo periodo ho fumato il tabacco, le sigarette, ma così una breve parentesi della mia vita. Sì, mare, tu sei con me, si è ammucciato. Ma ammucciato cosa? Mare, si ammucciatuni. Ma che ammucciatuni? Ma tu si senti, mare, quando parli, ma si sente cosa, Jonathan? Ma i neuroni che ti lucasti, non più, ho capito, no, mare, arrenditi, mare. Ma tu dici davvero, non tornano più? Certo, mare. Come quella della canzone, i neuroni non tornano più. Mare, ma chi stai dicendo, mare? Ma chi si coppa, mare? Non lo so, è una cosa che accade da qualche minuto a questa parte. C'è un falso contatto da qualche parte e non riesco a capire da dove proviene. Oh, mare, stasera lì Camassi ci fa un spogliarello, mare. No! Ma davvero? È davvero, ma lui ha questa prestanza fisica? No, ma non ci presta niente nulla, lo so. È uso fisico, mare. Sì, vabbè, ma dico, lui se lo può permettere. Cioè, dico, mare, Beto Caruso. No, ma io non lo so, non lo conosco. È un po' cosico, mare, è un po' smicacciato. C'ha un fisico da licamastice. Ma è uno che si chiama licamastice, è che fisico può dire, mare. È un po' consumato, però ci sono femmine che ci piace di licamastice. È il fascino della licamastice, ci mancherebbe. Il fascino della licamastice, mare, ecco. E tu non parteciperai. Il fascino della licamastice. Beh, sì. Vai, sì, c'ho consumato. Il fascino della licamastice. Vai, sì, c'ho preso. Ma quando mai? È così. Ma morisci un di servitù. Ma la vuoi Ma sei impazzito? Io ogni tanto al bar, se capita. Quali bar, mare? Per prendere le cipolline. Sì, cipolline, mare. Ma quali cipolline? Stai virando fumo, mare? Stai virando troppo fumo. Ma chi può essere, mare? Scusa, Troppo bello. Ma chi è? Mare, ma che fai? Mi lascia il telefono? Oh, Mari Fabio! Pronto? No, scusate. Troppo consumato, però è il motore del condizionatore e fa fumo. Ma un istati dopo, mi chiudi stai vedendo fumo magari, sì, troppo bello, troppo consumato. Allora, quindi tu stasera parteciperai a questo spogliarello di Allicamastice come spettatore o come protagonista? No, ma ci passa qua delle coppe, prima che si muocono. Prima che si mangiano vivo, mare. E beh, effettivamente. Siamo dal locale che ci sono femmini troppo pesci, mare, tutti consumati. E non poteva essere diversamente, non poteva essere diversamente. Un gruppo, mare. Sì, certo. Ma quindi avete organizzato una cosa così tra di voi? Certo, mare, bene, così mica Allicamastici dal locale. Ma ci non so di picciaseri, troppi pigliari sei, si sta schizzando. Ho capito. Allicamastici c'ho poverso, può fare un spogliarello quando i femmini sono consumati. Bene, ma non capisci, non rendi, mare, ci pari buono. Ho capito. Però, insomma, dai, il fisico dell'Allicamastice tutto sommato ha un suo perché, quindi non esagerare, dai. Ma adesso... insomma, mare, comunque noi stasera se vuoi ti invitiamo. No, grazie. Mare, un po' di mimosa e c'è magari pipia. No. Sì, dai, mi rendo conto per. Sì, è bello. Mimosa di l'anno scorso, video musicale soli, tutta stati. Bene. Siete. Ho capito, siete anche voi degli appassionati di. Appena ti fai dire diventi giallo da facci. Ma tiro di che? Ma che dici? Ma smetti. Ci va bene o non ci va bene? Ma non ci voglio venire. Io pensavo le mimose, quelle così un po' secche per arredare, che ne so, il salotto di casa. Sai che vanno di moda i fiori secchi. Consumato, scusa, fiori secchi. Ma stiamo parlando
con Jonathan, mare. Ma l'ho capito, ma io insomma avevo pensato per un attimo che stessi parlando di così, la mimosa utilizzato come fiore ornamentale, che bello, devo dire, molto bello, da mettere in salotto, da mettere nella stanza da pranzo, soggiorno. Hai finito di minchiare? No, ma... Vai, ti posso fare una domanda? Se vuoi. Ma che macchina c'hai? Io... Che facendo sta macchina, ma che macchina è? Ho un'automobile giapponese. Sì, ma che macchina è? Come si chiama? Ma è giapponese. Ma come si chiama? Si chiama Toyota. Toyota quali? 50 anni? Ce n'è una in particolare. E qual è? È una Toyota, diciamo, è una monovolume, ecco. Chi è? È una monovolume. Monovolume che è? Ma la macchina che tu ti senti a radio e c'è il volume solo. Esatto, si sente solo da un lato. No, vabbè, è una Toyota. Macchina giapponese. Ma mi da sotto non pare? Ma non lo so, ma è una cosa che ha messo in giro Castiglia, che sostiene insomma che la mia automobile allora sia... se dice Castiglia c'hai ragione. Ma quando mai? Ma no, è così, soltanto in un angolino un po' rattoppata, ma niente di che, insomma. Ma mi viene a giocare stasera questa macchina? No, decisamente no, perché non frequento questo genere di locali, io soltanto locali. Mare, siamo un garage dell'Icamastice. Ma che c'entra, scusa? Certo, cioè, quindi proprio veramente tra di voi. Tu porta macchina, picchiamo i civili, ci scippiamo ma e non ragioni, ma sei impazzito? Ma che porto? Ma che fratello? Ma sei impazzito? Io porto la mia automobile. Ma per iari che cosa? Per farmi smontare i sedili? Ma dico, ma sei... ci andiamo a buttare, ora ti mando a Luca e Andrea, me li depito. Ma che cosa? Faccio smontare i dischi. Ma che cosa? Ma smettila, figurati. Io dentro l'automobile ho un antifurto di quelli incredibili. Appunto, non ci credere, quindi è incredibile. Ma allora ti faccio fottere l'antifurto. Ciao Mare. Ciao Jonathan, buona serata.